Amici di Arizona TV, buonasera a tutti. Siamo qua allo stadio di Fossati di Portogruaro per un'altra vincente partita tra il Lovaria e gli amatori fossaltese. Le squadre si stanno disponendo in campo per il saluto al pubblico. Formazione squadra ospite. Costruzzo, Gasparutti, Granzotto, Cova, De Cecco, Sfiligoi, Mattellon, Costruzzo, Mauri, Del Zotto, Maturi. A disposizione Basso, Bego, Magli, Paolini, Sabbadini. Fossaltese: Luison, Cappello, Valerio, Marzinotto, Franzon, Sutto, Durizzotto, Bellomo, Battel, Salgarella, Lena. A disposizione Serre, Battel, Botos, Fancel, Fontanello, Gabatel, Nardo, De Zotti, Nonis. Tutto è pronto per l'inizio. 22 leoni che si contenderanno la partita. In parte abbiamo il rappresentante del chiosco di Lovaria. Salutiamo Tiziano, ciao Tiziano. Tutto bene, speriamo. Tutto bene, speriamo che sia una bella partita. Una vittoria per il Lovaria. Sennò... Adesso non possiamo essere proprio così. Se no sarà un buon chiosco dopo, dai. Esattamente, perché sul chiosco secondo me è la vera partita. Sì, sempre. Noi puntiamo sul terzo tempo sempre. Bravissimi, penso che questo sia uno spirito assolutamente vincente. Si incominciano a sviluppare le prime azioni, ma le squadre sono come sempre alle fasi di studio. Calcio di punizione per il Lovaria. Posizione interessante, partono le marcature strettissime. Confidiamo sul cappello per la difesa del fossaltese. Parte la punizione. Ottima parata del portiere del fossaltese che mette in calcio d'angolo. Prima azione pericolosa della partita. Al terzo minuto. Calcio d'angolo per Lovaria. Traversone che scappa dappertutto, restano in attacco, pronto cross, parata del portiere. Ma questa squadra a livello tecnico ha ambizioni oltre al terzo tempo? No. No. Non ci frega niente del risultato del coso, basta stare in compagnia. Bravo, Sono questi 20 ragazzi ritrovati adesso nuovi, sì, che fine della partita vanno sempre a cena assieme, casino, cioè una roba impossibile per il Lovaria. Lovaria noi tempi fa si giocava in 10-11 quando eravamo in tanti. Sì, invece adesso l'ho visto che siete numerosi. Sì, è lunedì sera. È lunedì sera. Dopo ci sono le chioschiste lì nel chiosco, ci sono queste ragazze, le loro amorose, ci danno forti, cioè sì, volontari, proprio... volontari, cioè trovato il gruppo giusto al momento giusto. Bene. Approfittiamo del periodo giusto. Bravo, ma tra l'altro vedo che sono tendente al giovane, tra virgolette. Ma abbastanza. Un'azione strepitosa, Cappello la blocca, Lovaria si sta mostrando più intraprendente. Diciamo di sì, però... la fossaltese, l'età media cosa avete? 40 la metà, il più vecchio, 46. E il più giovane 25-26? Il più giovane no, 22. 22? No, c'è il Balu, dov'è? Guarda là dov'è, il ragazzo lì. Che ha 21 anni, 22. Papo. Un altro tiro dell'Ovaria che esce di poco. La fossaltese prova a portarsi in avanti. Cross in aria,
Gol strepitoso della Fossa Altese e sbrocca la partita. Che azione, ragazzi, meravigliosa, una trama di gioco efficace, un'incornata pazzesca, grandissimo gol della Fossa Altese e la partita si porta su un altro livello. Ma un gol bellissimo, cioè, ragazzi, cioè, qua c'è chiosco ma c'è anche sostanze, c'è tutto praticamente qua. Quasi perfetto. E stanno premendo, ma il portiere fa sulla palla. Un incontro. Palla alpina, Solo, bravo. Cambia tutto. apertura, stop di petto, svirgolata, buono il tentativo comunque. Di buon, dai. Buonissimo. Il pensiero c'era, ragazzi. Di buon che metti loro brocoli, dai. Cos'è la potenza senza il controllo? Già. Colpo di testa. Bene. Buona, dai. Bravo arbitro, l'arbitro puntualissimo, rileva il fallo di mano della Fossa Altese in attacco. Guarda, E lì è un po' Loriga. scarso il nostro, guarda. Ma va là, secondo me anche lui è fortissimo al chiosco. Bravo, pensare un pochino. Mamma mia, gli porta via la palla all'ultimo secondo. È una bellissima azione del Loriga. Lui il 10 qua è il migliore che abbiamo noi. Il numero 10 vostro? Del Zotto. Del Zotto. Corre come un missile, però non passa mai la palla. Quella è le mani. L'amore per il pallone. Infatti, Dopo abbiamo anche quelli grossi, vedi? ma quelli grossi servono a creare un certo volume, una certa massa corporea. Serve. Bel lungolinea. La Fossa Altese apre nella zona sbagliata, viene riconquistata palla e parte l'attacco. Ma no, là. Un intervento spettacolare del Cappello. Passa. Passa, Porta su. intercetta il colpo, il cross, fallo. Porta su. Però c'è tendenza alla manovra stasera nella Fossa Altese, eh? Girare il pallone. Sì. Calcio dentro. Lì si è liberato. No, si è. Ma un'occasione strepitosa. Divorato un gol. Mamma mia. Qua siamo in presenza di un gol divorato dal numero 8. Ma chi c'era quella? È tuo figlio? Era Tommaso? Tommaso, bell'uomo, non ci posso credere. Un ragazzo. Il padre lo disconosce, ma posso spendere parole meravigliose su quel giocatore. Un'altra punizione pericolosa della Fossa Altese. Tutto il Lorigano. Oh. Via. Vedi che la massa ha beccato spazzate. Però il pallone tende a non uscire dal recinto come l'altra partita. No. Loriga conquista palla.
Beh, è una barriera insormontabile il cappello comunque. Cioè, ragazzi, sarà vecchio stile. Anni che gas molare. Ultimo da domani. Secondo me è il mestiere che fa, che lo rende nobile. Ah, che fa il tuo stesso mestiere. Esatto, è un edile. E l'edilizia, voi sapete che crea, forma, crea queste persone. Bene allora. L'ho visto l'altro giorno, si è fermato fuori dall'ufficio. Agli al 10. Veloce. No. Rigore. No. Buonissimo. Qua c'è una simulazione con un giocatore rantolante. Non penso che faccia simulazione. Abbiamo il VAR. Adesso abbiamo il VAR. Noi abbiamo il bar. Noi abbiamo la sala bar. Avete il bar, noi abbiamo Sala il bar. bar, abbiamo tavolino con sala bar. Questa è un'azione che deve essere rivista, purtroppo va rivista. In ogni caso la decisione dell'arbitro è stata assolutamente rispettata, i giocatori hanno preso a giocare tranquillamente e nessuna polemica scalfisce gli amatori. E non posso anche protestare, che sono solo. Aiuto, in curva. Sei in curva. Ma tu vedi? Dentro. C'è vuoto. Era sempre loro, Aia. Ci ha provato con un colpo di testa furbissimo. Retropassaggio al portiere del Pina. Che finta. Ha fatto una finta che si è distratto lui e l'avversario. Sono le finte multiple queste qua. Fregato due in un colpo. Fregato lui, l'avversario e il pubblico. Adesso sei rotto, andrà via un anno perché te la aggiustino, capito? Ah, autogol! Mamma mia, autogol schivato. Mamma, un autogol Oh, che l'ha fatto bene. sussurrato alla traversa. No, parata strepitosa del portiere, azione gol del Loriga che stanno spingendo fortissimo in cerca del pareggio. Parate che l'ha fatta. Proprio da improvvisa. Cioè non è... Aprono sulla sinistra, rimette in centro, fuori, un'altra azione, sta premendo, sta premendo. Biele, dai. No. Il portiere la fa sua. Ciao portiere. C'è un cane che si rifiuta di vedere la partita. Si vergogna. Gli dà la schiena ai giocatori. Si vede come in protesta, dai. Dopo dicono che sono cani intelligentissimi, animali. Ultima azione, Viato. Finite. Ed è finito il primo tempo. Amici, una partita interessantissima. Il primo tempo com'è stato secondo te? Se la sono giocata? Loro hanno comunque? tirato un tiro in porta e hanno fatto gol. Noi abbiamo tirato 20 volte, anche 19, 18. Un po' più di confusione comunque, però Il loro portiere ha fatto una grandissima parata. questo quello sicuro. senz'altro. Comunque la possibilità di recuperare questa partita ce Sì, l'avete. non insomma. meritiamo la sconfitta. Cioè Non un meritate gol. la sconfitta. Adesso vediamo il secondo tempo come si svolgerà, ma direi Speriamo, che dai, speriamo. tante cose. Dai, forza chiosco. Forza chiosco. Eccoci qua. Siamo pronti col secondo tempo. Le squadre schierate, l'arbitro controlla gli effettivi.
Ultime raccomandazioni. Conta. Aspetta il 45esimo. No, dai, cosa fai così? Impossibile. Eccoci qua in partita. 45esimo. È ripartita la gara. C'era il nostro amico infortunato dell'altro giorno, che è sempre infortunato. Ciao bello, Ciao, com'è? bene, bene. Tutto a posto? Sì, ho ricominciato a correre. Hai ricominciato a correre, grande. Beh, un bellissimo gol, sei riuscito a Ma vederlo? non l'ho visto. Non l'hai visto? Si è perso il gol? Sì. Sì, sì. Ma come hai fatto a visto perdere il quello- gol? Un gol bellissimo. Ho visto quello che abbiamo sbagliato dopo. Sì. Ah, sei arrivato... In quel momento lì. Aia, Eh, sì. Bravo Manu! Mamma mia, che parata. Ragazzi, a me... Cioè, Lo meritiamo il pareggio, dai. Dopo fate quello che volete. Abbiamo anche i tifosi avversari. sì, certo, abbiamo il responsabile del chiosco E come il divanetto di dell'Origa. Sky. Ma scherzi? Il divanetto di Sky. Scherzi, questo è fondamentale, è un punto di vista a 360 gradi. Ma nel tiro diretto non credo che lo possa fare, comunque vediamo, sta battendo. Tira direttamente, ma il portiere è un portiere saracinesca, Io poi imparavo i giochi. un portone sezionale sulla porta, la Fossaltese. Simo, Dio. Un grandissimo rinvio, intercetta il 9, ma questo è un fallaccio. Prende la rincorsa. La finta. Schema e Tommaso. Cosa dicevi? Ai, portiere! Bravo Manu. Corner, Adesso coordina male il partito, Sì. recupera la posizione velocemente. Mamma mia. Bravo Manu. Portone sezionale Fossaltese. Preparato di lusso. È migliore in campo fino a... Migliore in campo il portiere, senza ombra di dubbio. Dobbiamo fare un trofeo ogni volta. Sì, veramente tanta roba. Ma giocava dove sto ragazzo? Ma era 2 anni che era fermo. Bravo Fanch. Mamma, azione! No! Ehi, oh! Via. Come fa sì. al contrario? Ma dai, ti droghi, Dio caro! Azione strepitosa, non finalizzata per pochissimo. Dio povero! Uno scontro tra il giocatore e il portiere. È più equilibrato questo secondo tempo? Avete rischiato anche di prendere il secondo, Rischiato è il nostro mestiere. Il rischio, questa vita a rischio. Bravo! Certo che Passaggio. chi segna fa gol, come diceva il Bosco. Gol! Strepitosa azione del raddoppio della Fossaltese e va in gol. Lena. Lena, Bravo! grandissimo. Bravi Ale. Anche questa è una grande azione. Era nell'aria questo gol qua. Nell'aria c'è Polline di me. Bravo Tommy! Spettacolo questa sera, ragazzi. Cioè, Rispetto all'altra. Aiuto. Mamma mia. un grandissimo tiro. Cazzo di portiere. Galvanizzato dall'intervista della settimana. Eh, Bravo Tommy! Bravo Ale.
No, Pelino, bravo. Buona Pina, Il buona. passaggio era illuminante, c'era un passaggio illuminante che purtroppo non è stato illuminato. Apre sulla sinistra. No, ma che Fallo. azione. Fallo. Madonna. Ah, peccato. Torna Giampi, torna Giampi! Bella azione comunque. Abbiamo visto un bel frasseggio. Non rischiamo lì. Manu! Qua è meglio che esca il portiere. Bravo, bravo! Va bene, era Bravissimo. fuori area. C'è responsabile al chiosco loro. Ragazzi, quando andate a giocare di là, secondo me è per forza, perché ci ha raccontato un po' del... Ecco Ibra, ecco Ibra. Però sportivissimo, Alberto applaude, il giocatore ha applaudito l'intenzione. Migliore in campo qua, Bravo, solo. Sì che bella lì. Oh mamma mia! Mamma mia! Azione. C'è ragazzi, c'è. Scusate ma sono emozionato, eh. Solo! C'è. Bella! È fuori gioco, fuori Bravi, gioco. bravissimo! Bravi. Era fuori gioco, lo ricontrolliamo questo qua per la VAR. Lo controlliamo per la VAR, però no. Mamma mia, ho i brividi, cosa ho visto stasera? Oh, dietro! Praticamente 22 giocatori in area. Bravo, capo. Manu. No, la butta fuori. Mamma mia, signori. La butta fuori. La prima volta che il portiere lascia una cosa Oh. Non se l'aspettava. non si aspettava. Bravo, Solo! È Solo. Tagliela! solo. Mamma mia, l'ha preso. Ehi! Oh! Yeah! È stata stoppata l'azione. Guarda Alberto. Alberto, vieni via! Alto! Sì, ma dire, oh! Arbitro! Un fallo da rivedere al VAR anche questo. Vabbè, oh, può non vedere una roba Sì. così, però, Espulsione 8 giornate. Ma vedere se si alza non la prende. Gabba, vieni via! Forse sì. Una bella azione. Questo si è gamberato. È andato troppo veloce. Ma vedi di nuovo in 3 dentro, nessuno fuori. Benissimo il 21. Una bellissima azione della Fossaltese. Bravi! Corner. E finisce la partita. Cosa abbiamo visto? Una partita spettacolare. Partita molto bella, giocata a ritmi molto alti rispetto all'ultima volta che abbiamo visto la partita qua in casa. 2 reti, 0 gol subiti, a parte Reale Amatori. E ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. E tra l'altro Belli cattivi, hai visto? quindi Sì. carattere. Grandissimo. Ottima partita da parte dei ragazzi. Perfetto, siamo tutti contentissimi stasera, contenti. salutiamo tutti quanti. Un saluto da Fossalta. Ciao ragazzi, Ciao, alla a prossima. tutti. Ciao. Ciao chiosco! Chiosco! Vieni a salutarci anche Chiosco, bar. Vieni qua caro. Ascolta, ci sentiamo quando veniamo lì? Vi aspetto al ritorno. Veniamo? Cosa Ma- ci prepari? Ci prepari qualcosa di particolare per noi? Dobbiamo vincere almeno 4-0 noi. Arco cane, sarà che sia quello che sia, Oh, va boh, bene vai. uguale. Di Morandi ci beviamo una birra. Certo Grazie che sì. mille, sai. Possiamo Buona berla anche serata. adesso, Adesso andiamo a bere un'altra.